4 lunghi mesi e anche di più, 137 giorni ad essere precisi, un'assinenza da futsal come ossigeno che diviene elemento vitale. Le uniche boccate dal mercato che ha fatto davvero faville, una vera e propria rivoluzione per la squadra del presidente Di Domenico. Ma ora si contano i secondi, quelli che ci separano dal calcio d'inizio della prima giornata. Entrano in campo le due contendenti, da una parte le Volpi rossoblu di mister Cipolla, dall'altra il Todis Lido di Ostia guidato da Roberto Matranga. Bentornata Feldi Eboli, bentornata Serie A. Buonasera e benvenuti dal Paladirseo di Eboli, Feldi Eboli, Todis Lido di Ostia. Buonasera a tutti gli amici di PMG Sports Futsal. Diamo lettura delle due formazioni per il Todis Lido di Ostia: numero 1 Cerulli, 3 Esposito, 4 Gattarelli, 5 Sciacher, 8 Giampaolo, 10 Cutruppi, 11 Motta, 13 Rencifo, 14 Barros, 21 Barra, 22 Lutta, 25 Di Ponto. Per la Feldi Eboli numero 2 Lion, 4 Romano, 8 Spisso, 9 Fornari, 10 Arrieta, 11 Tres, 12 Fiusa, 13 Saponara, 14 Bagatini, 15 Poletto, 19 Giordano, 22 Ercolessi, 24 Caponigro, 70 Boaventura. Si parte con il Todis Lido di Ostia che ci prova. Motta alla ricerca di Cutruppi, chiude la difesa. C'è Fornari che può ripartire, Fornari doppio passo il sinistro, primo squillo dell'anno di Jader Fornari. Calcio d'angolo, sulla palla c'è Rudney Tres che cerca e trova all'indietro Lion De Freitas. Calcia Lion, para agevolmente il portiere che prova a far ripartire i suoi. Chiude la difesa ebolitana. Di Ponto in avanti, chiude Fornari, la palla arriva a Boaventura, su di lui però c'è Gattarelli, la palla sfila, Gattarelli ci prova. Lion in avanti per Fornari, ci mette le mani Di Ponto. Tres per Boaventura, scambiano i due. Palla in avanti per Fornari. Motta, giro palla Lido di Ostia, la palla arriva a Gattarelli, prova a sgusciare tra due, Gattarelli finisce a terra, c'è il fallo, è il primo del match commesso dalla Feldi Eboli. Non va diretta, no. Vedi la diretta. Motta in avanti, chiude la difesa. Allora Jader Fornari prova a ripartire, sbaglia però il passaggio. Palla in avanti per Motta, prova a girarla per la conclusione di Sciacher. Lion la fa sua e riparte. Lion in avanti, Lion prova a servire nessuno. Motta a puntare Boaventura, chiuso l'11 del Lido di Ostia, ma guadagna comunque la rimessa laterale. Non abbiamo presentato i direttori di gara, che sono il signor Schirippa di Reggio Calabria, il signor De Pasquale di Marsala e al crono il signor Crocifoglio di Napoli. Fornari recupera palla, Boaventura prova ad addomesticarla, Tres alza un campanile che arriva direttamente da Motta, chiuso però da Ercolessi, fase confusa, rimessa laterale Feldi Eboli.
Ercolesi scambia con Boaventura. Fornari. Pressing altissimo del Lido di Ostia. Ercolesi si appoggia a Lion che è a campo per avanzare. Poi la gira per Tres. Fornari. Prova il tacco illuminante per Tres. Chiude in estirada Daniele Gattarelli. Ercolesi sulla palla, la mette dentro, colpisce Motta. Ercolesi calcia! La parata di Di Ponto che si fa anche male. Rimasto a terra anche Motta, c'è bisogno dello staff medico del Todis Lido di Ostia per Gabriel Motta. Fornari la tocca per Boaventura, la parata di Di Ponto. Recupera palla Ercolesi che calcia deviato. Ercolesi calcia ancora una volta. Prova ad uscire il Lido di Ostia dalla pressione. Tres ci mette il piede però sul tentativo di passaggio di Matteo Esposito. Gattarelli prova a scambiare con Esposito. Passaggio impreciso però. Tres per Fornari. La tocca per Ercolesi, scambiano i due, chiude Esposito. Gattarelli. In avanti per Rengifo che la gira all'indietro. Esposito. Rischia di perdere palla e la perde. Fornari si invola verso la porta. Fornari per Rudney Tres. 1-0 Feldi Eboli. La sblocca Rudney Tres. Minuti e 44 secondi di gioco e la sblocca subito la Feldi Eboli. La rete di Rudney Tres su palla rubata a centrocampo da Jader Fornari ai danni di Matteo Esposito. Poi assist semplicissimo per il bomber della Feldi, per Rudney Tres, che all'esordio in campionato trova la rete e l'1-0 momentaneo della Feldi Eboli. Cambia tutto il quintetto mister Cipolla. Entrano in campo Poletto, Arrieta, Caponigro e Bagatini. Motta converge verso il centro, in buca per Rengifo. Caponigro la fa sua. Caponigro prova a sgusciare, poi saggiamente ricomincia da Bagatini. Poletto per Caponigro, si appoggia a Kevin Arrieta. Ancora Fabio Poletto, uno dei volti nuovi di quest'anno. Prova a scambiare con Arrieta, esce Di Ponto.
Bagatini sulla palla, ad Appoletto che calcia, ribattuto però il suo tiro. Caponigro prova a scambiare con Poletto, quasi la perde, la palla però arriva al Lion. Bagatini si appoggia ad Arrieta, converge verso il centro Kevin Arrieta, Caponigro, ancora Bagatini, possesso palla intenso della Feldieboli, si rifugia nella propria metà campo in questo momento il Lido di Ostia. Arrieta, Caponigro, scambiano i due. Arrieta calcia dalla metà campo. Calcio d'angolo Feldieboli, sulla palla c'è Caponigro. Chiama uno schema. La alza per il destro di Arrieta, deviato da Gattarelli. Time out richiesto da Matranga, non c'è stato evidentemente il tocco di Gattarelli. Primo time out del match richiesto dagli ospiti. Si esaurisce il tempo a disposizione del time out richiesto da Matranga. Si ripartirà con la palla tra le mani di Di Ponto, che si appoggia su Gabriel Motta. Lido di Ostia che dopo il gol di Rudney Tres non è riuscito a reagire, ci prova adesso ma perde la palla. Caponigro la recupera a centrocampo, Caponigro prova a calciare, deviato il suo tiro, Di Ponto riesce a farla sua. Motta lo chiude Arrieta, ma ancora Motta. Pressione asfissiante della Feldieboli che non fa uscire il Lido di Ostia dalla propria metà campo. Palla in avanti per Cutrupi, lo chiude Bagatini. La rimessa laterale però è per gli ospiti. Motta prova la conclusione, Lion la para, la tiene lì, cerca in avanti e trova Poletto che prova uno stop complicato che non gli riesce. Motta, bellissimo il tacco, Bagatini chiude però, ancora Bagatini, guadagna la rimessa laterale Antonio Bagatini.
Arrietà. Bagatini va da Lion, in avanti a cercare Poletto, Poletto l'appoggia per Caponigro, Caponigro prova ad andarsene, conclusione la parata del Ponto, di Ponto. Cutrupi dall'altro lato, Lion para. Arrietà. Caponigro prova a puntare, perde una palla sanguinosa, ancora Caponigro a lottare, alla fine viene fischiato il fallo al 24 della Feldieboli. Gattarelli e Roja scambiano, Cutrupi, ancora Cutrupi, palla in avanti, Bagatini. Fabio Poletto. Caponigro sbaglia l'aggancio. Cutrupi esce. Barros. Bravissimo in mezzo a due. Ci prova poi. Tiro debole. Arrieta per Poletto. Dall'altro lato a cercare Bagatini. Non si intendono i due. Paolo, fa venire Gattarelli, Di Ponto in avanti, non trova però i compagni. Imbastisce un'altra azione d'attacco la Feldieboli con Antonio Bagatini che va da Arrietà. Gattarelli, Lion per Poletto. Poletto, si gira Poletto, ci prova. Ribattuta la sua conclusione. Boaventura esce dai blocchi, Arrieta. Motta per Cutrupi. Può ripartire il Lido di Ostia con Raul Barros. Dall'altro lato bella palla per Motta, ancora dentro per Barros, chiude la difesa, può ripartire Boaventura, lungo linea per Arrieta. Alla fine Bagatini si appoggia a Lion. Boaventura, mettono in mezzo Barros, Bagatini, Motta provvidenziale nella chiusura. Rientra lo starting 5 della Feldieboli con Boaventura che scambia con Ercolessi. Arrieta prova in lungolina per Fornari, chiuso da Raul Barros. Lion direttamente per Fornari, la premiata ditta ci prova. Di Ponto riesce a farla sua. Cutrupi lascia sul posto Ercolessi che rinviene. Ancora Cutrupi, estirata il capitano della nazionale. Lion la mette a terra e se ne va. La dà Boaventura che può puntare. Boaventura. Ancora Boaventura, guadagna l'angolo. Boaventura all'indietro per la bomba di Ercolessi, ribattuta da Barros se non erro, che finisce a terra. Colpito in pieno volto dalla stangata tirata da Marco Ercolessi.
laterale sulla palla Gattarelli va su lungolinea per Motta, scambiano i due. Fornari, ancora Lido di Ostia in possesso di palla. Tres. Fornari prova a chiudere Motta, si va dall'altro lato, palla dentro. Calcio d'angolo Lido di Ostia. Motta ci prova, la parata di Lion in due tempi che quasi va fuori dall'area. Boaventura scambia con Ercolessi. Fornari la alza alla ricerca di Ercolessi. Gattarelli come Jackie Chan, la palla è ancora di Ercolessi però. Fornari, Motta, ancora lui. Fornari prova ad andarsene, atterrato da Gattarelli che si becca il giallo. Chiavetta. Calcio di punizione, sulla palla c'è Boaventura, la tocca per Ercolessi, a sua volta per Bagatini, calcia Bagatini.
Esposito, Gattarelli in avanti, Bagatini di testa, la fa sua e serve Poletto, in mezzo a due Poletto, serve Caponigro, si va ad Arrieta, palla sanguinosa persa, Gattarelli, la parata di Lion. Poletto, Arrieta, calcia la deviazione, la parata di Di Ponto. Calcio d'angolo, Caponigro, alza per Arrieta, Bagatini per Caponigro, lungolino per Arrieta che mette a terra Gattarelli. Palla per Caponigro, para Di Ponto, dall'altro lato. Lion per Poletto, Arrieta, ancora Poletto a lottare con Cutrupi, Caponigro, la vorrebbe Bagatini, si va da Arrieta, palla dentro ancora, Bagatini per Poletto, a terra Di Ponto, Poletto, ancora lui, non riesce a segnare. Dall'altro lato tutti giù per terra, alla fine la mette via la Feldi Eboli. Paolo. Cutrupi. Palla arriva al Lion che spazza via. Roberto, adesso si vede, sì, però io in questo momento record non ce l'ho selezionato. Senza registrare faccio un registro? Aspetta che mi esce una scritta, ti voglio dire cosa mi esce. Se schiaccio sul record mi esce recording confirmation, please confirm the following recording settings: video MP4 3 mega mbps, insomma, audio AAC 128 kbps. Sì, ok, ora sono tutti e due rossi, vediamo che succede, speriamo bene.
Buonasera e benvenuti agli amici di PMG Sports Futsal. Qualche piccolo problemino di rete in questa prima frazione di gioco, ma adesso sembrerebbe tutto risolto. Ci troviamo a 4:18 dalla fine della prima frazione. La Feldi Eboli conduce per 1-0 ai danni del Todis Lido di Ostia. Il gol per i padroni di casa lo ha siglato Rudney Tress al minuto 3:46. Qualche altra occasione da gol da segnalare in questa prima frazione, la più clamorosa sempre per la Feldi Eboli con Fabio Poletto, che praticamente con Di Ponto battuto è stato fermato sulla linea da Matteo Esposito. Matteo Esposito con un piccolo peso sulla coscienza, è stato lui a perdere palla nella situazione che ha poi portato alla rete di Jader Fornari, alla rete di Rudney Tress su assist di Jader Fornari. Adesso a 4:18 dal termine della prima frazione hanno già esaurito i time out a disposizione sia mister Matranga che mister Cipolla. Adesso avremo 4:18 senza interruzioni, si ripartirà con Lion de Freitas con la palla tra le mani. Palla in avanti per Boaventura, in qualche modo Barros. Calcio, fallo laterale, Boaventura la alza per Fornari che prova una mezza rovesciata che non ha esito positivo però. Di Ponto va da Shaker, in avanti per Rengifo che lotta con Marco Ercolessi, si allacciano i due, non c'è fallo, semplice rimessa laterale per il Todis Lido di Ostia. Fallo di Rengifo intanto ai danni di Marco Boaventura. 3:40 al termine della prima frazione. Feldi Eboli in possesso con Marco Ercolessi che scambia con Rudney Tress. Si va da Jader Fornari. Ancora Fornari. Si accende un po' la partita. Tanti contatti. C'è a terra Shaker. Fornari non si intende con Ercolessi, viene regalato il fallo laterale agli ospiti. Conclusione di Rengifo, ancora Rengifo sulla ribattuta, Rengifo in estirata Tress. Il laterale per il Todis Lido di Ostia. La conclusione di Shaker. Riparte la Feldi Eboli. 3:08 da giocare in questa prima frazione. Fornari la alza splendidamente per Tress. Di Ponto provvidenziale. Fornari e Tress. Boaventura indietreggia la Feldi Eboli. Prova a salire Lido di Ostia.
Boaventura, palla non irresistibile per Ercolessi, che infatti non può arrivarci. Di Ponto in avanti per Rengifo, che prova a metterla a terra. Ercolessi prova a spazzare la palla, resta lì Esposito in due tempi, sciupa clamorosamente Matteo Esposito. Palla in avanti intanto per Fornari, la premiata ditta Lion Fornari, quasi la combinava grossa. Di Ponto è riuscito a pararla, Fornari adesso l'alza per il sinistro di Ercolessi. Di Ponto già dall'altro lato con Esposito che cerca e trova Rengifo, che prova a girarsi. Boaventura lo disturba e Rengifo la butta fuori. Rudney Tres. Fornari la prova a scucchiaiare per Boaventura, lo fa in malo modo però. Di Ponto in avanti alla ricerca di Rengifo. Gabriel Motta converge verso il centro, va da Matteo Esposito, davanti per Rengifo, solita lotta con Ercolessi, era finito a terra Boaventura, che giustamente protesta con gli arbitri. Non è la prima volta che i giocatori a palla lontana finiscono a terra. Lion rilancia per Fornari, non riesce ad agganciare il bomber della Feldieboli. Esposito in avanti alla cieca per Rengifo, che deve ancora una volta lottare con Ercolessi, sicuramente un cliente di tutto rispetto. Alla fine la Feldieboli guadagna il laterale. Tres, Boaventura, giro palla Feldieboli, prova a pressare in maniera più decisa il Lido di Ostia. Lion rilancia per Fornari, bella la sponda per Boaventura. Di Ponto in avanti per nessuno però. Arrieta scambia con Tres, Fornari, ancora Fornari, bello l'1-2 con Ercolessi, la mette a terra Marco Ercolessi. Gattarelli riesce ad uscire con la palla tra i piedi, alla fine Tres si appoggia a Lion, costretto a buttarla via. Può imbastire un'altra azione d'attacco il Todis Lido di Ostia a 45 secondi dal termine. Shaker per Motta, a terra Shaker, fallo di Arrieta che si arrabbia e si becca il richiamo del signor De Pasquale. Motta
Kutrupi, 35 secondi, ci vuole provare il Todis Lido di Ostia. Marocia perde palla, allora Arrieta in avanti per Fornari, chiuso da Motta. 23 secondi, Fornari per Arrieta, Arrieta ci prova, corner. Tres in mezzo per Fornari, chiuso. Motta si accontenta della rimessa dal fondo. 17 secondi al termine. Di Ponto rilancia in avanti per Kutrupi. Prova a lottare Ercolessi. Kutrupi la mette giù. Kutrupi si gira. Kutrupi. Tres lo chiude sul più bello. Kutrupi. Palla al centro. C'è il fischio del direttore di gara, però ricambio, ha battuto con la palla in movimento Kutrupi. Palla per Lion, 7 secondi, ci prova Lion, palla arriva a Fornari, aggancio difficoltoso, alla fine Motta la butta via. 7 decimi e sarà intervallo. Lion calcia, ma il tempo è già scaduto. Finisce così la prima frazione di gioco tra Feldi Eboli e Lido di Ostia. 1-0 per i padroni di casa. La decide al momento la rete di Rudney Tres dopo 3 minuti e 46 secondi di gioco. Tutto pronto per l'inizio della ripresa qui ad Eboli, tra Feldi Eboli e Lido di Ostia. La prima frazione di gioco ha visto prevalere la squadra di Cipolla. 1-0 il risultato, la rete di Tres, mentre in curva i supporter della Feldi Eboli espongono uno striscione. The show must go on. Riparte però il gioco con la Feldi Eboli in possesso di palla, persa da Poletto. Già dall'altro lato con Bagattini che salva. Motta sulla palla, palla dentro, Lion intercetta, può ripartire Poletto, palla per Arrieta ed eccola lì la coreografia dei tifosi della Feldi Eboli. The show must go on. E lo striscione con la Volpe e il pallone della Serie A Futsal tra le mani. Bagattini intanto sbaglia il passaggio. Palla tra le mani di Lion che va da Kevin Arrieta. Antonio Bagattini, Arrieta in avanti per Poletto che la riesce a tenere in campo. Poletto gli si sovrappone Bagattini, la palla va a Tres, fuori per la bomba di Arrieta, fuori di un soffio. Tres in possesso di palla adesso. Gattarelli in avanti per Barros. Bagattini rischia di far saltare la diretta e non per motivi di rete. Gattarelli intanto laterale Lido di Ostia secondo il direttore di gara. Arrieta in bocca per Poletto,
Di punto, va in avanti da Raul Barros, su di lui c'è Bagatini, saggiamente allora ricomincia da Shaker, a sua volta per Motta che prova a puntare l'altro 11 che è Rudney Tres, ancora Motta costretto a ripartire dal portiere Di Punto. Alla fine palla tra le mani di Lyon che può far ripartire i suoi, direttamente dall'altro lato la palla per Poletto, non si intende però con Bagatini, può ripartire Motta, ancora Motta, mette a sedere Tres, rinviene Bagatini e guadagna anche il laterale, il numero 14 della Fel di Eboli. Lyon per Tres, Arrietà, stop orientato, palla per Poletto, Di Punto in uscita provvidenziale. Palla per Lyon. Tres. Arrietà per Poletto, la fa sua Shaker. Per Di Punto. Rilancio lungo, Lyon ci mette i pugni. Shaker. Barros se ne va, alla fine Lyon prova adesso ad attaccare Lido di Ostia con Shaker che scambia splendidamente con Barros, tiro ribattuto, ci arriva Motta, è solissimo Shaker, scambia con Motta che poi prova la giocata, chiude Bagatini. Gabriel Motta. Ancora lui. Tra i fischi del Paladirseo l'azione del Lido di Ostia che si conclude con questo colpo di testa di Barros che non impensierisce Lyon e soprattutto non trova la porta. Boaventura tra le linee, Poletto. Gira però all'indietro Boaventura e scambia con Ercolessi. Ancora Fabio Poletto. Tres con un tunnel non so quanto cercato. Riesce a far salire comunque i suoi. Poletto prova a girarsi ai danni di Motta. Motta si sta dimostrando un ottimo giocatore anche in fase difensiva. Fino a questo momento insuperabile nell'1 contro 1 anche con giocatori di una stazza imponente come Fornari e Poletto. Intanto ci prova Boaventura, prima Di Ponto e poi la traversa. Corner per la Fel di Eboli mentre il direttore di gara richiama Di Punto sulla palla ad incaricarsi della battuta Tres. Palla dentro per Poletto che non riesce a ribadire in rete. Comunque ottimo lo schema della Fel di Eboli.
Gattarelli e Motta. Palla tra le mani di Lyon. Ercolessi e Fornari. La alza Fornari sempre per Ercolessi. Cutrupi lo tocca, non c'è fallo. Boaventura prova l'imbucata, Cutrupi chiude. Esposito si gira su Tres, prova a sgusciare Esposito. Alla fine serie di batti e ribatti, la palla finisce in laterale in favore della Feldieboli. Tres per Lyon, cerca e trova Boaventura che sbaglia il passaggio, però può ripartire Gattarelli, si appoggia a Motta, Motta prova a girarsi, lo chiude Tres. Allora ci prova Fornari in assolo, Fornari in mezzo a 25, la perde, sbaglia il passaggio per Esposito, allora approfitta Ercolessi, ma la sua conclusione è troppo debole e viene parata da Di Ponto. Motta recupera palla, ma la perde velocemente. Gattarelli anche lui in recupero. Alla fine Lyon, fase davvero molto confusa, con tantissimi palloni persi da ambo i lati, frutto soprattutto della pressione asfissiante che portano entrambe le squadre in fase difensiva. Boaventura intanto ci prova, rimane a terra Motta. Ancora a terra Gabriel Motta. Forse si può finalmente ripartire con il corner in favore della Feldieboli. Boaventura cerca e trova Fornari che non aggancia, può ripartire Cutrupi, su di lui c'è Ercolessi. Cutrupi riesce a ricominciare da Shaker. Gattarelli si appoggia a Di Ponto. Cutrupi
la lascia lì, la perde Caponigro, serve Boaventura, chiuso sul più bello da Gattarelli, ma la palla è ancora della Feldieboli con lo stesso Marco Boaventura. Ercolesi, Caponigro, chiuso da Gattarelli, guadagna il laterale Vincenzo Caponigro. Fornari la tocca per Ercolesi, Boaventura prova a puntare, si va dall'altro lato da Fornari, isolato contro Shaker, non lo punta, ancora Fornari, Caponigro, Boaventura, tackle durissimo di Cutrupi sulla palla però. Ercolesi sbaglia la misura del passaggio alla ricerca di Fornari. Laterale Lido di Ostia con Matteo Esposito, Gattarelli, Shaker, su di lui Caponigro, Gattarelli alla fine rilancia in avanti alla ricerca di Rocia, ma la palla finisce tra le mani di Lion e può ricominciare la Feldieboli alla ricerca del secondo gol, la squadra di Cipolla che credeva di avere vita facile dopo l'1-0 dopo 3 minuti nel primo tempo di Tres. Le occasioni ci sono state, non moltissime, ma anche il Lido di Ostia si è fatto vedere dalle parti di Lion. Fornari va da Ercolesi, ha spazio per calciare Marco Ercolesi, alta la sua conclusione. Ammonito Gattarelli. Proteste infinite da parte del Lido di Ostia per la munizione a Gattarelli. Si perde altro tempo dopo i vari minuti dove è stato a terra Gabriel Motta. Attenzione perché Gattarelli è stato espulso. È stato espulso Gattarelli. Superiorità numerica per la Feldieboli. Ecco a cosa erano dovute le proteste del Lido di Ostia. Ci siamo persi l'espulsione di Gattarelli. Ghiottissima occasione per la Feldieboli con 2 minuti di superiorità numerica a meno di gol segnato. Ovviamente ciò che spera mister Cipolla. Ci prova adesso Arrieta, palla imprecisa per Fornari, Fornari ci prova di punta e dà un'occhiataccia a Kevin Arrieta che ha servito effettivamente un brutto pallone. Chiede scusa Arrieta adesso. Tres, Boaventura, tacco di Fornari per Arrieta, si chiude bene il Lido di Ostia. Arrieta, Fornari, Boaventura! Marco Boaventura, 2-0, Feldieboli!
Si porta sul doppio vantaggio la Feldi Eboli con la superiorità numerica. Facciamo un breve riassunto di ciò che è successo. Gattarelli è stato espulso perché era già ammonito, ha ricevuto la seconda ammonizione, non ci siamo accorti del rosso, però non è stato un rosso diretto perché Gattarelli era già stato ammonito nella prima frazione di gioco. Intanto sulle ali dell'entusiasmo la conclusione di Arrieta e la traversa. Corner per il Lido di Ostia. Cutrupi sbaglia tutto, può ripartire Arrieta. Arrieta a tutta velocità, il sinistro di Arrieta. Cutrupi, pressione della Feldi Eboli, Motta prova a darla in avanti per Rengifo che non ci arriva, adesso a lottare però lo stesso Rengifo con Poletto, ancora lui, finisce a terra Shaker. Caponigro, penso proprio sì, ha guadagnato il fallo. Calcio di punizione Feldi Eboli, 10 minuti e 6 secondi al termine del match e 2-0 per i padroni di casa, le reti di Rudine Tress e Marco Boaventura. Vediamo cosa farà il Lido di Ostia adesso alla ricerca del gol. Fino a questo momento comunque Lion non è stato impensierito più di tanto dagli uomini di Matranga, che gestiscono adesso con Cutrupi, rischia di perderla e la perde. Arrieta prova a metterla al centro per Poletto che non arriva. Time out richiesto dal Lido di Ostia. Ci prendiamo un attimo di pausa anche noi. Ammonito nel primo tempo. Sì, poi ha parlato, ha detto qualcosa quando usciva. No, ma quando usciva è stato ammonito, ma lui era già ammonito. Sì. Si esaurisce il tempo a disposizione del time out richiesto da mister Matranga. Si ripartirà con la palla tra le mani di Di Ponto che si appoggia a Shaker. Sicuramente Matranga avrà parlato di un possibile inserimento del portiere in movimento perché mancano 9:25 al termine del match, il risultato è di 2-0 e prima o poi, se il risultato dovesse restare questo, quasi sicuramente Matranga inserirà il portiere di movimento. Intanto Lion rilancia splendidamente per Arrieta che altrettanto splendidamente la mette a terra e serve Caponigro da ultimo uomo, si appoggia a Poletto,
prova a far leva sul suo fisico Fabio Poletto, 2 su di lui, alla fine guadagna il massimo, ovvero la rimessa laterale. Caponigro per Bagatini che la calcia altissima. Shaker in avanti per Rengifo che sbaglia però il passaggio di ritorno e time out anche per anzi no, non è time out, c'è un problema al crono. Sembrerebbe tutto risolto, si può giocare con il calcio d'angolo in favore della Feldi Eboli. Si dicono ancora qualcosa attraverso gli auricolari i direttori di gara. Non si può ancora riprendere il gioco. Parlano tra di loro il signor De Pasquale e il signor Crocifoglio al crono. Adesso sembrerebbe davvero tutto risolto. Si avvicina al punto di battuta del corner il signor De Pasquale, si può battere. Arrieta la mette dentro. Ribatte la difesa. Lion vuole avanzare, prova a servire Arrieta, Rengifo non riesce a tenerla e si arrabbia moltissimo con se stesso. Lion avanza palla al piede, serve poi Bagatini, a sua volta per Arrieta. Arrieta in buca per Poletto che prova a calciare, lo chiude Shaker che finisce a terra, la palla resta lì, la trattiene Shaker, calcio di punizione di seconda per la Feldi Eboli, palla trattenuta da Jean-Michael Shaker. Sulla palla va Caponigro che calcia direttamente, la mette in angolo Di Ponto. Palla alzata per Arrieta, la bomba, la para Di Ponto e poi Bagatini
provvidenziale sulla conclusione di Bagatini. Rengifo. Esce dolorante dal campo tra gli applausi del Paladirseu Shaker, che è andato ad immolarsi nel tentativo, riuscito tra l'altro di evitare il gol. Corner con Bagatini sulla palla, la alza ma Motta la fa sua e fa ripartire Rocha, che prova a riservirlo. Lo fa male, laterale Feldieboli. Allora Caponigro va da Lion, che si prende sempre quel po' di campo per avanzare. Alla fine però la butta via. Rocha e Lutta scambiano. Sbaglia poi Rocha, la puntata di Arrieta. Caponigro! Alta la sua conclusione. Rengifo chiuso da Bagatini, Poletto a Domestica, sbaglia il passaggio, Caponigro provvidenziale, ma ancora Rengifo a metterla dentro. Poletto chiude però con la mano nel tentativo di estirada. Viene anche ammonito Fabio Poletto. Vediamo che soluzione proverà il Lido di Ostia su questa punizione. La posizione defilata. Rengifo e Lutta a far tipo da scudo. Resta il solo Rengifo che la tocca per Rocha, che calcia. Tiro che non impensierisce la retroguardia ebolitana. Feldieboli allora che può ripartire con Boaventura. Tres, Fornari, tacco per nessuno. La fa sua Raul Rocha, che la perde. Allora Fornari, Rocha lotta e riconquista palla. Rengifo sguscia in mezzo al campo, rinviene però Marco Boaventura. Rengifo per Rocha, 7 minuti al termine del match, sempre 2-0 Feldieboli. Laterale conquistato dagli uomini di Cipolla, sulla palla c'è Boaventura, Ercolesi, Lion calcia praticamente la sua conclusione alta. Motta per Lutta, Rocha, Rengifo con Shaker fuori dai giochi e Gattarelli espulso
Si ritrova in difficoltà mister Matranga con pochi uomini per la rotazione. Fischiano i direttori gara, c'è un altro problema con il crono. Un anticipo oggi. Ancora il signor Di Pasquale a colloquio con il cronoman per risolvere problemi tecnici. Scalati 4 secondi, quindi il crono adesso segna 6:32 da giocare. Scodellata la palla e restituita da Boaventura al Lido di Ostia. Lutta, Rocia scambia con Lutta, ancora loro due. Alla fine Rocia in avanti per Rengifo, isolato contro Ercolessi, riesce a tenerla e a ricominciare. Ancora Motta, bel gioco di gambe, prova l'imbucata, chiude Ercolessi che riparte con Fornari. Eccolo Ercolessi, ancora dentro per Fornari, chiude la difesa. Fornari prova a tenerla lì, Fornari a lottare, alla fine la palla esce ed è della Feldieboli. Con Rudney Tres scambiano Boaventura ed Ercolessi. Tres, bella palla per Ercolessi, solo contro Di Potto. Ercolessi prova il cucchiaio che riceve gli applausi del pubblico. Lutta per Barros, in avanti per Rengifo che però ancora non aveva preso posizione. Tres va da Boaventura, Ercolessi, controllo non dei migliori e palla che finisce direttamente in fallo laterale. Di Ponto in difficoltà, riesce a trovare Rengifo che lascia la palla lì per Cutrupi che però era già passato. Boaventura, un po' di campo, se lo prende, sbaglia però il dribbling, allora può ripartire il Lido di Ostia con Rengifo. Cutrupi scambia con Motta, palla per Lutta, non viene applicato il vantaggio, fischia con un po' di ritardo il fallo ai danni di Motta il signor De Pasquale. Sulla palla proprio Motta, ci prova con la punta, la palla arriva a Cutrupi che si gira, bellissima parata di Lion, palla ancora lì e la rete del Lido di Ostia con Cutrupi, 2-1 a 4:49 dal termine. Feldieboli che stava gestendo in maniera piuttosto agevole e praticamente sul più bello arriva il gol di Cutrupi. Fornari intanto messo a terra proprio da Cutrupi. (4:23 da giocare), si è rifatto sotto il Lido di Ostia. 2-1 il risultato.
Tres lascia la battuta a Fornari che calcia, colpisce Boaventura, prova a ripartire Esposito, ma Fornari la fa sua, la recupera però caparbiamente Esposito, che calcia! 1-2 incredibile del Lido di Ostia, 2-2, Matteo Esposito. Time out Cipolla, blackout incredibile della Feldi Eboli che nell'arco di 20 secondi ha subito 2 gol e il relativo pareggio del Lido di Ostia. Arrabbiatissimo e non potrebbe essere altro Francesco Cipolla che vedeva già Boaventura calcia, colpisce Cutrupi. Bagatini per Fornari. Palla per Boaventura! Ancora lui! Marco Boaventura! Partita pazza! Incredibile quello che sta succedendo al Paladirseu di Eboli. Feldi Eboli praticamente fino al 15° del secondo tempo in vantaggio per 2-0. Nel giro di 20 secondi 2 gol del Lido di Ostia con Cutrupi ed Esposito. Neanche il tempo di gioire. Time out di Cipolla. Ritorna in campo la Feldi Eboli e Boaventura con una sassata incredibile fulmina di Ponto. Tutto da rifare per il Lido di Ostia che è di nuovo sotto 3-2 Feldi Eboli. Arrieta la mette via. Adesso fa festa il Paladirseu, ma ci sono ancora 3 minuti da giocare. E il Lido di Ostia non ci sta. Motta prova il tunnel ai danni di Arrieta che non riesce. Palla in avanti alla ricerca di Barros, ci mette però la testa Rodney Tres. Cutrupi. Prova a scambiare Motta con Cutrupi. La palla di ritorno è lunghissima. La gestisce Kevin Arrieta che va da Lion.
in avanti alla ricerca di Poletto, troppo lungo il suo lancio. Allora Barros, messo a terra da Tres. 2:26 al termine del match, 3-2 Feldi Eboli. E portiere di movimento per il Lido di Ostia per questi 2 minuti e 26 di gioco. Lutta con la maglia da portiere, si gioca il tutto per tutto Matranga, come è giusto che sia. Scambiano Esposito e Lutta. Vediamo se avrà l'effetto sperato il portiere di movimento del Lido di Ostia. Prova a metterla subito dentro Barros, Lion non riesce a tenerla, sarà corner. Motta per Cutrupi, Esposito, Lutta, si chiude la Feldi Eboli, messo 3 difensori esperti come Bagatini, Tres ed Ercolesi insieme a Giader Fornari. Rocia la mette dentro, la testa di Fornari, altro corner. Motta per Rengifo, Esposito, Lutta, Rocia per Rengifo che calcia, Tres in buca per Fornari che si gira, guadagna fallo già del Fornari. Ercolesi per Tres, difficoltà Tres, rischia, alla fine guadagna anche il laterale, anzi no, il laterale è per il Lido di Ostia. 1:07 al termine, rientra Lutta come portiere di movimento. Eccolo qui che riceve proprio Lutta. Motta. Rocia, Rengifo, lo chiude Bagatini, laterale, 55 secondi al termine. Lutta, passaggio bruttissimo, e il laterale Feldi Eboli. Esposito per Motta, scorre il cronometro, adesso 40 sono i secondi che ci separano dalla sirena. Rocia trova Esposito solo dall'altro lato, chiude Tres. Rocia, Rengifo, messo a terra da Fornari, non c'è nulla, c'è il fallo, calcio di punizione da una mattonella molto invitante per il Lido di Ostia, con il cronometro che segna 25 secondi da giocare.
ammonito anche Jader Fornari. Proteste da parte di Lido di Ostia per quanto riguarda la posizione esatta dove verrà battuto il calcio di punizione. Sulla palla c'è ovviamente Gabriel Motta a dare fastidio alla visuale di Lion. Si mettono praticamente a ridosso del pallone Rengifo ed Esposito per quasi sicuramente spostarsi all'ultimo secondo. Rincorsa di Motta, Lion para ed Ercolessi la butta via. Ci prova ancora Rengifo in estirata, stupendo Bagatini, la butta via Ercolessi, scorre il cronometro, 15 secondi da giocare. Di Ponto per Rocia, 2 su di lui, Fornari la mette in laterale, 12 secondi. Esposito, Motta, calcia di destro, la parata di Lion, praticamente allo scadere ci ha provato Gabriel Motta. Salva i suoi Lion nel momento del bisogno, spazza via Tres, ma ci sono ancora 2 secondi da giocare. Vediamo se riuscirà a calciare Lido di Ostia. Ci prova Motta, ma ribatte Fornari ed esulta come se avesse segnato, perché adesso sono 3 decimi da giocare e verosimilmente non riuscirà a tirare Lido di Ostia. Palla in avanti per Rengifo, colpo di testa, ma finisce qui. Stupenda partita al Paladirseo di Eboli. Ne escono vincitori i padroni di casa di Mister Cipolla con il risultato di 3-2, ma un grosso applauso anche ai vinti del Lido di Ostia, che davvero non hanno lasciato nulla alla Fel di Eboli, se la sono giocata fino all'ultimissimo secondo, rischiando di trovare il pareggio. Terzo tempo a centrocampo per questa sera è tutto. Un saluto e un ringraziamento da Carmine Fine, ci risentiamo per la prossima gara casalinga della Fel di Eboli.